E benvenuti a tutti e bentornati a Veneto in diretta con la nostra consueta rubrica Lavoro in corso. Oggi diamo spazio a ODM SNC in compagnia del suo titolare Claudio Menesello. Claudio, ben arrivato qui da noi. Grazie, bene. Allora, tanto per fare un piccolo assunto di quello che è la realtà vostra già disponibile sul mercato, che genere di settore è il settore di cui vi occupate? Noi ci occupiamo di aerodinamica a 360 gradi, tutta la componentistica che coinvolge mobile e industriale, quindi dai cilindri alle tubazioni, alle centrali aerodinamiche, all'assistenza on-site e online sull'apparecchiatura di tutti i generi aerodinamica. Certo. Dove c'è olio ci siamo noi. Fantastico. La cosa interessante diventa anche adesso aprire uno sportello, aprire una parentesi sulla questione dedicata alle figure in assunzione, ovvero lavoro in corso presenta pure appunto questa disponibilità. Dal punto di vista vostra, di ODM SNC, che figure state cercando? Soprattutto tecnici specializzati in aerodinamica, ingegneri e poi anche diciamo operatori specializzati in ambito che conoscano la tecnologia aerodinamica. Sono figure molto difficili da trovare e anche da poi poter formare. Certo. Comunque generalmente questi sono tipi di figure tecniche particolarmente. Mi permetto di seguire questo suo ragionamento, sono figure difficili da trovare, ma per una questione dedicata alla formazione, non credo, nel senso mi permetto, perché c'è una formazione interna, comunque che voi garantite a chi entra all'interno della famiglia, giusto? È doveroso, è essenziale la formazione interna e anche ed esterna, perché noi ci avvaliamo spesso anche di consulenti esterni per la formazione. Nessuno nasce imparato, tantomeno noi che ci siamo formati e cresciuti nel tempo. I tecnici che assumiamo devono entrare ed essere formati, comprendere gli argomenti, i settori tecnici, gli aspetti tecnici. È un lavoro di qualche anno. Certo. E penso anche, e mi corregga se sbaglio Claudio, che sia tutto quanto un corso che poi vada anche ad abbracciare l'aspetto dedicato all'assistenza tecnica direttamente on-site dei vostri clienti. Che tipo di apporto, che tipo di attenzione apportate ovviamente a questo genere di servizio? Allora, noi promuoviamo e cerchiamo di coinvolgere tutti i nostri clienti alla necessità di avere una manutenzione periodica, costante dei loro prodotti, perché ogni apparecchiatura deve avere delle manutenzioni. Questo è più difficile perché generalmente, soprattutto nel mondo veneto, finché la macchina va, lascia andare, non si pensa tanto alla manutenzione, poi molto spesso interveniamo nel momento in cui c'è il crack, c'è la rottura e quindi interveniamo per cercare di capire dov'è il problema, di capire perché la macchina si ferma o l'apparecchiatura si ferma e cerchiamo di trovare la soluzione adeguata, quindi o un ricambio o un rifacimento totale del prodotto in base alla situazione che incontriamo. Certo, tra un ricambio, tra un'attenzione ovviamente posta ospite dopo ospite, Claudio, immagino anche che sia importante stare al passo sul mercato. Come si fa a rimanere sempre, come si dice metaforicamente parlando, sulla cresta dell'onda nel vostro settore? Studiando, prima di tutto studiando, capendo quali sono le nuove tecnologie che giorno per giorno crescono, quindi essere al passo anche con quelle che sono le soluzioni oleodinamiche, per esempio, che crescono. Oggi l'elettronica, l'intelligenza artificiale sta avendo un ruolo sempre più importante nel nostro settore, nel nostro ambito, quindi essere preparati e al tempo stesso trovare e crescere con persone sempre più preparate, quindi sempre tecnici più specializzati, specialistici. Certo. Sono il nostro pane quotidiano come esigenza. Una cosa interessante anche per dare un po' un punto esclamativo al nostro incontro, Claudio, è come si può dire, dar valore anche forse ai prodotti di punta che rappresentate. Quali sono, se ci sono ovviamente così in un minuto da poter descrivere i servizi principali di cui andate fieri e che rappresentano ODM SNC? Ma diciamo noi siamo cresciuti un po' alla volta dai settori più 30 anni fa. La tubazione aerodinamica era un elemento fondamentale importante, poi nel tempo siamo cresciuti. Oggi diciamo che i nostri fiori all'occhiello sono la progettazione di impianti aerodinamici, la progettazione e realizzazione di cilindri aerodinamici, la ricambistica e soprattutto oggi un elemento fondamentale è la capacità di dare assistenza e supporto ai clienti. Manca questo aspetto, la capacità di avere. Anche i nostri clienti stessi non hanno più tecnici al loro interno e molto spesso si appoggiano a noi per avere un supporto alla soluzione dei loro problemi. Certo. E con questo nostro bell'incontro si chiude l'appuntamento con Veneto in diretta Lavoro in corso. Ci vediamo al prossimo incontro. Alla prossima.